un barozze, a moninne a mangiare a muoreca alta. Talia che forza che aniva va luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare cina voce, talia che forza che aniva va luce. C'era una volta un povero pescatore che aveva 3 mesi che non pescava niente, s'arrivolgia allo santo patriarca, dopo 3 giorni affonnò la barca, talia che forza che aniva va luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesto a fare cina voce, talia che forza che aniva va luce. C'era una volta un povero becchino che aveva 3 giorni con vorrecava niente, s'arrivolgia allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era purrecare, talia che forza che aniva va luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesto. Buongiorno, oggi prepariamo l'impanata di agnello. Ingredienti: dell'agnello tagliato a pezzetti, prezzemolo, pomodoro, aglio, pepe nero e sale. Uniamo i nostri ingredienti: prezzemolo, i pomodorini, pepe nero, e poco credere lo saggia l'importono, o recco manco credere lo meschino, sale, o sazio no non credere allo diono, per troppo vento lo vascetto spedaglio, per la gran breve lo malato sparra, passai consigli si perdi la guerra, e per tanti giudizi si sgarra, e lauda lo mare mescoliamo, dalla terra. Pensa la cosa prima che si sparla, per chi ha in tesorera la mia terra, dell'olio, può fare le cose giuste, mai le sgarra. A ciancere figliuzza chi ci cavi, o sangue da ribelle puoi morire. Pazienza ci vuole alle burrasche, che non si mangia mele. Disponiamo il tutto in 2 dischi di pasta che noi abbiamo precedentemente preparato. Uno più grande dove useremo come base della carne, ma con non fa loro la grugliata, per te lo conto io sai di una volta, ci disse lui adduzza la puddascia, tutto lo mondo è come casa nostra, ci disse la padetta la gratiglia, hai un pesce rosso mangia, più piccolo lo utilizzeremo come coperchio. Accosta venecca mangi cardona, cerchiamo di operare tramite una chiusura ermetica. Se la pegnata non vuole, non si cala, io pecuraro che fa la ricotta, lo sapevo l'amici che aspetta, la forca non è fatta per lo ricco, è fatta per la testa di lo porco. Mettiamo in un vassoio, abbiamo messo prima un po' di olio, della testa era un coniglio, niente lasse, niente peggio. Facciamo dei buchetti per fare in modo che la pasta non si alzi e quindi si rompa. Aggiungiamo un po' di olio. È pronto per essere infornato. Il forno deve essere a 250, la cottura circa 1 ora e mezza. Una buona vigna, ave pane, vino e ligna, e lo tribule, lo allora, abbiamo bene, preparato l'impanata di agnello. Controlliamo se è pronta dopo un paio di ore a fuoco lento. Vediamo l'impanata è pronta. Tagliamo la pasta a giro in modo da poter fare in modo di poter vedere la carne e gustare questo piatto tradizionale pasquale della cucina montana. Il piatto è pronto. Buon appetito.
picca e niente, so pariente.